Don Pietro, da domani per i devoti di San Calogero inizia il tradizionale viaggio e poi quest'anno per la festa ci sono delle novità. Quest'anno ci sono delle novità in quanto la prima domenica d'agosto, quando noi per tradizione abbiamo fatto la festa di San Calogero, festa paesana, perché la festa liturgica è il 18 giugno. Festa paesana la prima domenica d'agosto, quest'anno la piazza Cavour è occupata da una manifestazione canora, quindi siamo stati costretti a anticipare la festa al 31 luglio, ultima domenica di luglio. Ogni sera in preparazione a questa festività, ogni sera alle ore 19 c'è il rosario in onore di San Calogero, alle 19:30 la messa celebrata da Padre Giuseppe dell'Ordine dei Pallottiani. Quest'anno la festa sarà un po' ridotta, sia per cause economiche, perché purtroppo la gente è scarsa, sono poche, le offerte sono scarse, sia perché abbiamo avuto tra il comitato persone che sono decedute e quindi anche per rispetto alla loro memoria cercheremo di fare le cose così all'essenziale per non far perdere la tradizione. Già le tre voci, è vero, luce, banda musicale e giochi pirotecnici già si assommano a una bella cifra. Avete avuto delle segnalazioni di gente che raccoglie il nome del comitato, ma non è vero. Come fa la gente a riconoscere invece le persone addette? Anzitutto il comitato è un gruppo, non è persona singola e quindi facilmente si riconosce, anche perché sono persone che già hanno fatto parte del comitato da diversi anni, quindi il signor Ciortino, Bruno Generale, Abbato Onofrio e altre che persone, quindi si riconosce. Quando si presentano singolarmente non sono certamente di San Calogero, non fanno parte del comitato, quindi non date niente perché vi dicono soltanto bugie.